Il Galsicani presente alla BIT di Milano con il presidente Salvatore Sanzeri, che ha illustrato presso lo stand della regione siciliana il progetto Le Vie del Cibo della Lunga Vita, un'iniziativa innovativa che celebra il patrimonio enogastronomico dei territori sicani nel contesto di Agrigento Capitale della Cultura 2025, riscontrando un notevole interesse tra i presenti. Durante la presentazione è stato sottolineato come il progetto miri a valorizzare le eccellenze delle valli, dei monti e delle coste sicane, profondamente radicati nella dieta mediterranea. Il territorio registra un'altissima presenza di centenari, testimonianza vivente del legame tra longevità e tradizione alimentare. Tra i prodotti la pesca di bivone GP, l'olio extravergine GP Sicilia, l'arancia di Ribera DOP, l'arte casearia, vanta il pecorino siciliano DOP e i formaggi tipici locali. Le Vie del Cibo della Lunga Vita è promosso dall'Agenzia per lo Sviluppo del Magazzolo Platani, SMAP, insieme ad alcuni partner come il Distretto Turistico Valle dei Templi, il Galsicani, il Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli Studi di Palermo, la Regione Siciliana, il Consorzio di Tutela Arancia di Ribera DOP, il Consorzio di Tutela IGP Olio Extravergine di Oliva Sicilia, gli Istituti Professionali di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalabrighiera di Agrigento, Bisacquino e Bivona, la Cooperativa Agricola Zootecnica Tumarrano, i comuni della provincia di Agrigento, Palermo e Montedoro in provincia di Caltanissetta, ed è sostenuto inoltre dai comuni e da sponsor privati impegnati nella promozione del patrimonio enogastronomico locale. Ma il ruolo del GAL è stato sempre importante negli anni, ha lavorato molto sullo sviluppo locale, sulla valorizzazione delle nostre bellissime zone. Noi facciamo parte di un GAL che tiene conto sia del mare che dei sicani, del monte, con il fiume Platani, con bellezze di tipo naturalistico veramente importanti. Nel nostro GAL è stato inventato, non per merito noi soltanto, ma c'era Pier Filippo Spoto, il turismo relazionale. Siamo stati in grado di, tutti assieme, di offrire ai turisti che vengono le bellezze paesaggistiche, ma anche le bontà agroalimentari. Abbiamo lavorato molto sulla trasformazione dei prodotti alimentari, della offerta turistica di tipo naturalistica, di tipo relazionale, e in questo nuovo progetto saremo parte importante, così come la SMAP e come gli altri comuni, ad un lavoro per fare sì che la nostra zona, i sicani, il mare, assieme a tutti i sicani e a tutta questa zona, possa essere valorizzata e avere uno sviluppo come veramente merita.